2 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi i nostri argomenti: musica, dopo il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo e poi Catania in finale come capitale della cultura 2028, si deciderà il 27 di marzo. Infine il libro Il caos del Tafano, che richiama la cultura classica greca, e ci sarà con noi l'autore Corrado Suma. Intanto le notizie di queste ore è per la morte della donna di origine romena trovata tra i rifiuti a Catania. Si indaga per omicidio. La procura ha diffuso la foto della vittima e ha invitato chi la conoscesse a rivolgersi agli investigatori, appunto. Carnagione chiara, capelli neri, pochi vestiti addosso, sul corpo segni di percosse e qualche ferita d'arma da taglio. Una donna di 36 anni romena è stata trovata senza vita in questo edificio che in passato ospitava l'ex consorzio agrario. Siamo in via Cristoforo Colombo, a pochi metri dal porto di Catania, dove una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme. A chiamare sono stati alcuni residenti di via Aretusa che, tra rifiuti, indumenti abbandonati, pezzi di auto, hanno visto il corpo della vittima. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile e il medico legale. Si indaga per omicidio. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sul mondo della prostituzione e del crack. Il procuratore di Catania, Francesco Curcio, ha deciso di rendere noto il nome e la foto della donna. Si chiama Elisabetta Boljar, nata in Romania il 25 gennaio del 1990. Chiunque avesse informazioni sulla vittima o sulla vita della 36enne può rivolgersi alla squadra mobile che sta svolgendo le indagini o alle forze dell'ordine. Intanto la salma, su disposizione del magistrato di turno, Liliana Todaro, è stata sequestrata in vista dell'autopsia che sarà effettuata tra domani e mercoledì. Nel frattempo alcuni extracomunitari residenti alla zona sono stati ascoltati per cercare di ricostruire le ultime ore della 36enne romena. Luca, cosa dicono i quotidiani stamani? È un bel giallo questo che continuiamo a raccontare da ieri, le ultime ore proviamo a ricostruirle noi anche con il racconto dei colleghi del giornale. Qui siamo sulla Sicilia, nelle pagine interne a Catania. La donna uccisa nel rudere è stata identificata dalle impronte digitali, quindi come abbiamo visto, abbiamo sentito anche dal servizio, è una romena, si faceva chiamare Adele o Adele, era senza fissa dimora. Una prostituta l'ha riconosciuta e dice sì, è vero, si rifugiava qui. Leggiamolo nei passaggi dell'articolo perché il racconto è abbastanza forte. Quindi in questo rudere, che è quello che vediamo nella foto, vivono diversi uomini stranieri di varie nazionalità. Per entrare nell'edificio abbandonato attaccato all'immobile rosso di mattoni, che una volta ospitava l'ex consorzio agrario, si scavalca da un muretto posto sotto un grande cartellone pubblicitario. Quindi già è un luogo nascosto, impervio da raggiungere. Le donne, dice, siamo poche, racconta una testimone sentita appunto dal giornale. Tra le più assidue, oltre ad Adele, c'eravamo io e un'altra. Ditelo che non è giusto quello che hanno fatto ad Adele, anche se viviamo in strada siamo comunque donne. La donna mostra una cicatrice al petto, dice io sono stata operata diverse volte al cuore, mentre la ragazza parla invece si ferma un'auto di grossa cilindrata perché appunto è un cliente della donna, dice adesso me ne devo andare via. Elisabetta è stata accoltellata, fendenti in più parti del corpo con una violenza inaudita, lasciata nuda, forse i vestiti sono stati strappati dal suo omicida, sono spariti anche i documenti, forse speravano rimanesse un fantasma. Grazie Luca. Palermo, picchiato e frustato davanti ai familiari per costringerlo ad abbandonare un edificio popolare allo Zen 2. Una famiglia cingalese nel mirino del racket delle case popolari. L'assessore Ferrandelli di Palermo dice le istituzioni sono presenti, non abbandoniamo questo quartiere. Stato vessato, umiliato per costringerlo ad abbandonare la casa popolare allo Zen 2 che gli era stata assegnata legalmente. Nel mirino è finito un uomo dello Sri Lanka arrivato da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli e che vive in un appartamento assegnato regolarmente. La mafia, che vuole continuare a controllare l'assegnazione abusiva degli alloggi popolari nel quartiere, lo minaccia fino a piccarlo selvaggiamente davanti alla sua famiglia. Il cingalese, che lavora come collaboratore domestico presso alcune famiglie, aveva deciso
deciso di resistere, una scelta che ha innescato la spedizione punitiva. Te ne devi andare o ti ammazziamo, le minacce verso l'uomo. Poi, al rifiuto del cingalese, è partita la missione di violenza con calci, pugni e colpi di cintura. Tutto davanti alla moglie e ai figli in lacrime che gridavano basta. Questo episodio ci fa capire come il caso del racket delle occupazioni abusive non sia una questione isolata, ma sia una questione sistemica che insiste nei quartieri di edilizia popolari e rispetto ai quali la nostra amministrazione sta potenziando la vigilanza e il raccordo con la prefettura e con le forze dell'ordine per garantire che lo Stato di diritto possa affermarsi, laddove prima c'era soltanto sopraffazione e violenza. Luca, avevamo visto Ferrandelli fare i presidi notturni per impedire che la mafia si occupasse un appartamento e adesso purtroppo c'è un'altra scena, sempre lì allo Zen 2. Beh, è evidente, Michele, che come titola il giornale il racket delle case allo Zen. È una fotografia, è un stato di fatto, anche le forze dell'ordine, le istituzioni ne stanno prendendo atto. Questo testimone, appunto un cingalese con la sua famiglia, ha avuto la forza e il coraggio di denunciare. Dopo la sua denuncia adesso parte la gara di solidarietà, tutti dalla parte delle vittime, appunto dopo l'ennesimo caso di minacce. Questo titolo lo troviamo sulle pagine della Sicilia di Palermo, ma è in prima pagina anche sul Giornale Sicilia, che è il quotidiano di Palermo. Vedete, violenze allo Zen, solidarietà all'aggredito. Questo signore di 64 anni, appunto un cingalese di 64 anni, ha espresso davvero molta forza e anche diventa un esempio per chi vive là legalmente, perché dice: guardate, noi non ce ne andiamo via da qui, restiamo con chi ci vuole, ribadisce appunto con le sue parole, diciamo, all'indomani del gesto di solidarietà. Soprattutto abbiamo visto anche l'assessore Ferrandelli sempre in prima linea. Il tema è appunto che queste violenze allo Zen sono inaudite e non possono essere accettate. Grazie. Allerta Sigonella a Catania, dopo l'attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran, la guerra che continua nel Golfo, la base militare di Sigonella ha lanciato un avviso ai militari, appunto, ma anche alle loro famiglie, a rimanere prudenti, a stare attenti ovunque si trovino. Vediamo qualche altro particolare. Rimanete vigili. Non sono lontani dalla Sicilia gli echi delle bombe, così come il pericolo che può derivare dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Da Catania la base militare americana NAS di Sigonella ha diffuso un avviso di sicurezza rivolto al proprio personale e alle famiglie, ovunque si trovino nel nostro territorio. Attraverso i canali social ufficiali il comando invita a mantenere un atteggiamento prudente. Vi ricordiamo di rimanere vigili. Anche se al momento non ci sono minacce specifiche e credibili, la vicinanza resta fondamentale per la vostra sicurezza. Al momento il livello di allerta Alfa Plus all'interno della struttura militare siciliana è rimasto invariato e non ha subito alcun innalzamento. È il livello che indica minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche, ed è così da tempo. Ma i militari e i loro familiari sono invitati a mantenere un basso profilo, a guardarsi attorno, a usare cautela in presenza di grandi raduni inaspettati, essere prudenti nelle attività quotidiane. Per garantire una comunicazione tempestiva, la base consiglia di abilitare le notifiche sul sistema di emergenza TOC, seguire le pagine sociali ufficiali Facebook e Instagram di Nassig e applicare la regola del se vedi qualcosa di sospetto, segnalalo. L'avviso si conclude ricordando 2 contatti telefonici, uno per un eventuale intervento non in emergenza e uno dedicato invece all'emergenza, e poi si conclude con stay safe, tradotto in italiano stai al sicuro, riguardati. Superficiale pensare che la guerra è lontana. La Sicilia e tutto il Mediterraneo sono strategici nei conflitti in Medio Oriente. In mare ci sono già navi americane dispiegate e a Sigonella ci sono i droni da ricognizione come i Global Hawk. In un mondo globalizzato tutto ci riguarda. Allora, della guerra nel Golfo e poi degli possibili, come dire, ripercussioni dalle nostre parti parleremo più tardi, fra pochissimo, con Luca, che naturalmente avrà grande spazio con la sua rassegna stampa. Adesso alleggeriamo un attimo con il calcio. Il Palermo purtroppo perde dopo 14 risultati utili consecutivi. All'Adriatico infatti ha vinto il Pescara per 2-1, rosanero che scivolano a 6 lunghezze dalla zona promozione diretta. Ma vediamo com'è andato.
Svogliato e con poche idee, la banda di Inzaghi ha steccato il concerto più importante e scivola adesso a 6 lunghezze dalla zona della promozione diretta. Regna l'equilibrio nei primi minuti, il Pescara abbaia subito e vuol far capire di non essere vittima sacrificale nonostante l'ultimo posto. La prima occasione per Pierozzi che però non riesce a graffiare, Insigne invece regala giocate d'autore, davvero incredibile come l'ex Napoli giochi in B e per la salvezza. Nel primo tempo però è del Pescara, nel finale la palla per cambiare lo score, ma Di Nardo non inquadra la porta. Ripresa, fuori Peda che ha ammonito e dentro Beresischi, ma è dai piedi di Segre che nasce l'azione che porta al gol del solito Poyampalo, stoccata sotto porta e Palermo in vantaggio. Dopo 8 minuti però cambia tutto, Joronen sbaglia il rinvio e colpisce la testa di Di Nardo che prolunga per Insigne, tenuto in gioco da Augello, il numero 11 non sbaglia e firma il pareggio 1-1. Il Palermo crolla mentalmente, il Pescara prende campo, i cambi frizzano la manovra dei rosanero impallata e senza fluidità. Poi nel finale la doccia gelata per i siciliani, Meazzi sguscia via Beresischi e prova la conclusione, la deviazione di Veroli mette fuori tempo Iorone nel pallone e scivola lentamente in rete. Finisce così, il Palermo spegne i motori prima del decollo, una sconfitta che brucia. Il Catania gioca meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo, ma non va oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a +7 e giovedì i rossazzurri saranno di scena proprio al Vigorito. Vediamo. 0-0 amaro perché soprattutto nel primo tempo il Catania gioca meglio della Salernitana e perché il pari della Recchi consente al Benevento di allungare in classifica. I Sanniti hanno 7 punti di vantaggio sugli etnei e giovedì le due squadre si troveranno di fronte al Vigorito. Toscano nei primi 45 minuti osserva i suoi che creano occasioni, almeno 4 abbastanza nitide, un cross di Casasola su cui non c'è l'intervento decisivo, una conclusione di Donnarumma parata dal portiere campano. D'Ausilio che corre, si accentra, salta benissimo il suo diretto avversario ma non conclude altrettanto bene. E ancora Casasola che di testa indirizza verso l'angolino ma la palla esce. Sono orgoglioso per i ragazzi, poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Nel secondo tempo non ci sono grandi occasioni, la Salernitana chiude meglio gli spazi, il Catania non soffre ma punge di meno e al fischio finale vede il Benevento scappare, la chiosa la mette Cosmi che fa i complimenti al Catania e poi guarda la corsa al primato. Il Catania fa bene a sperarci anche perché poi la prossima credo giochino subito contro, però nel caso di non vittoria del Catania credo che a 7 punti si può sempre sperare, però solo vincendo ti rimetti in condizioni di creare pressione al Benevento. Credo che nel caso di sconfitta sono tanti punti da recuperare, un pareggio ti lascia un pochino nel limbo, però io oggi ho visto un ottimo Catania. Quotidiani con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, insomma, lo sport ovviamente è nei racconti dei quotidiani regionali, quindi cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 2 marzo, con i quotidiani regionali. Allora, partiamo dalla Sicilia perché ovviamente il racconto anche dei quotidiani regionali si incrocia inevitabilmente col racconto che fanno i quotidiani nazionali e i quotidiani internazionali su quello che sta succedendo nel Golfo Persico. In fiamme il Golfo, raid incrociati, qui siamo sulla Sicilia di Catania che sceglie appunto di aprire con questa notizia di cronaca internazionale. Trump pensa già al dopo Khamenei, quindi questo è, diciamo, il racconto delle notizie nazionali. Vedete le città squarciate ovviamente dai continui bombardamenti. Che cosa succede? Spazi aerei chiusi, caos globalizzato, 5.000 cancellazioni. Tutte queste notizie ovviamente le approfondiremo meglio più avanti. Restiamo sulle notizie siciliane. Nel quotidiano, nella prima pagina del quotidiano La Sicilia sono messe di spalla. Anzi entrambe le abbiamo appena sentite nei nostri servizi. Lo Zen, l'agguato al cingalese pestato per liberare la casa popolare, poi la gara di solidarietà per stare accanto a questa famiglia e poi la donna uccisa. Il PM sceglie di diffondere il nome e la foto perché appunto vuole aiuto dalla popolazione, la richiesta è chissà parli.
Questa è la prima pagina della Sicilia di Catania. Entriamo dentro, vediamo, abbiamo visto già la prima pagina di Palermo, leggiamo le altre notizie, perché si dibatte ancora sulla vicenda delle concessioni alla Italo-Belga, demanio marittimo e concessioni, nodi da sciogliere, per capire come poi usufruire di questa ampia spiaggia di Mondello già nei prossimi mesi. Le proteste dei residenti a Bagheria, perché apre il McDonald's, che è sempre diciamo un punto d'apertura di un ristorante che comunque rende poi, diciamo, cambia l'assetto e la vita della zona dove nasce, perché appunto ha tanti fruitori, quindi risse e disagi a Bagheria. E poi tante notizie che riguardano la provincia di Palermo. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania, perché ieri c'è stata una guerriglia all'interno del carcere di Piazza Lanza, la guerriglia dietro le sbarre, detenuti devastano il reparto, scoppia la rivolta nelle celle di isolamento, ci sono 2 agenti feriti, i sindacati lanciano l'allarme e dicono attenzione perché i poliziotti qui rischiano seriamente la pelle, aiutateci, servono interventi, servono più uomini. E soprattutto gli psichiatrici devono seguire percorsi diversi dagli altri detenuti, hanno chiuso i manicomi senza creare un'alternativa valida, quindi insomma il caos scoppia, anche perché ovviamente benissimo, è così, insomma è così, non riescono poi a gestire anche gli stati di rabbia, di ira, insomma, con gli altri detenuti. Altre notizie dalla provincia di Catania, perché ricordo qua siamo sulla Sicilia di Catania, a Gran Michele colpo nella notte, rubati 2 postamat, un colpo da 200.000 euro, siamo a Gran Michele in provincia di Catania, abbiamo detto, la banda dell'escavatore. E poi ancora notizie che arrivano dalla provincia, qui c'è la foto della donna, ovviamente della quale si cerca di capire insomma come sia maturato questo omicidio appunto in una zona piuttosto centrale, perché siamo a ridosso del porto di Catania. E poi invece c'è una protesta sociale, in questo caso alla Civita, la riqualificazione della Civita a Catania non la vogliamo. I residenti non hanno dubbi, si riuniscono in un comitato per formare il progetto che vorrebbe pedonalizzare un'ampia porzione del quartiere cittadino a ridosso del porto. Quindi guarda la doppia faccia di questa medaglia. Da un lato diciamo il degrado, dove maturano anche eventi criminali come quello che abbiamo visto, invece i cittadini non vogliono la pedonalizzazione perché si spaventano poi di stare peggio di quanto stiano adesso. Questo insomma è diciamo il racconto di oggi. Andiamo a vedere invece un altro quotidiano, la Gazzetta del Sud, eccolo qua, anche qui apertura ovviamente sulla nuova guerra in Medio Oriente, con foto, approfondimenti. Scendiamo sotto per vedere 2 notizie che riguardano proprio Messina, perché Messina ovviamente è in piena campagna elettorale, si voterà a maggio per le amministrative, quindi il centrodestra e l'uscente si ricandidano, il centrosinistra decide oggi il nome del candidato, che dovrebbe essere appunto questo signore Paolo Todaro. Intanto Scurria, che è il candidato del centrodestra, annuncia querele contro De Luca. Là la partita ovviamente è tutti contro De Luca, perché insomma ha amministrato lui, ha amministrato il sindaco che si è dimesso a lui vicino, quindi questa è la partita che si gioca a Messina. Poi tante notizie di sport che riguardano anche le categorie minori, dove milita appunto il Messina. Andiamo a vedere dentro diciamo il racconto di quello che succede anche in Medio Oriente, perché il nuovo conflitto in Medio Oriente coinvolge e preoccupa anche la Sicilia. Abbiamo visto nel nostro servizio l'allerta non è cambiata, come diceva la nostra Adelaide, qui invece diciamo sottolineano come Sigonella sia davvero in uno stato di massima attenzione. Perché? Perché quella di Sigonella è la più importante base militare in Italia insieme a quella di Aviano. La regione, d'intesa col governo, sta monitorando la presenza di siciliani nelle aree a rischio, e sono moltissimi, perché ricordiamo che nelle aree interessate dal conflitto ci sono appunto tutte le zone degli Emirati Arabi, dove molti siciliani vivono e lavorano. Infatti il racconto dei giornali è anche su questo. Prima di chiudere questa parte di rassegna stampa regionale, andiamo a vedere un po' di sport, l'abbiamo visto nei nostri servizi. Allora restiamo sul Catania,
perché in effetti il Catania è la più delusa di tutti da questa domenica. Cominciamo un ciclo con Salernitana e Benevento, diciamo, chi la precede in classifica, anzi chi la segue in classifica e chi la precede in classifica la prossima settimana, 2 vittorie avrebbero certamente cambiato l'assetto. Invece un pari a Salerno e tanti rimpianti. Ora il Benevento, che è chi diciamo, l'anticipa in classifica, ha 7 punti di vantaggio. Rincorsa complicata, ricordiamo che solo la prima sale direttamente nella categoria superiore, che è la Serie B. Gara dominata sul piano del palleggio e dalle occasioni create, ma il gol non è arrivato. Giovedì sera altra sfida in casa della capolista, che è appunto il Benevento. Sarà più di uno spareggio, l'ultima occasione per accorciare le distanze, e qui ci fa tutto il racconto ovviamente l'inviato del quotidiano. Allora andiamolo a vedere, non tanto per quello che dice il calciatore del Catania, che preferisce guardare oltre, Benevento sfida determinante, ma andiamolo a vedere questa pagina perché ci racconta esattamente la fotografia di questo girone C della Serie C. Allora, i risultati. Intanto ieri c'è stato un exploit del Siracusa che diciamo, nonostante la crisi, nonostante la penalizzazione, ha vinto 4-0 in casa contro la Casertana. Il Trapani ha perso per 2-0, il Catania ha pareggiato con la Salernitana per 0-0. Le altre però cosa hanno fatto? Soprattutto il Benevento. Il Benevento ha vinto in casa del Potenza 1-0, quindi questa è la classifica. Benevento 67 punti, 7 punti più indietro c'è il Catania 60 e poi staccata di 9 punti la Salernitana. Le altre sono, vedete, il Siracusa, le siciliane, il Siracusa in fondo alla classifica e il Trapani poco distante. Che succederà? Intanto si giocherà in infrasettimanale, quindi giovedì 5 marzo. Le gare saranno disputate tra le 18 e le 20:30, il Catania giocherà alle 20:30 in casa del Benevento, in casa della prima in classifica, quindi questo è, diciamo, lo scontro di cartello di questa giornata. Poi Trapani e Siracusa giocheranno ovviamente le partite, il Trapani entrambe in trasferta, il Trapani a Cerignola, il Siracusa a Casarano. Quindi vedremo cosa succederà già giovedì, quindi non dovremmo aspettare tutta la settimana, quindi da domenica a domenica, ma già giovedì sapremo il futuro del Catania. A te Michele. Grazie Luca. Traffico in diretta a Catania di lunedì mattina, andiamo subito a vedere con le nostre telecamere. Questo è il Tondo Geni, vedete, è abbastanza intenso anche se scorrevole, però ci sono un sacco di macchine, come ovvio che sia tutti i lunedì mattina a quest'ora, quando la gente insomma si mette in movimento verso uffici, scuole eccetera. Andiamo avanti, vediamo un po' questa, anche qui c'è bel movimento alla via Vincenzo Giuffrida in entrambe le direzioni, poi lì ci sono un paio di semafori pedonali, anche lì forse 2 o 3 che naturalmente un pochino rallentano, ma sono anche, abbiamo detto tante volte, la salvezza per chi va in giro a piedi. E poi le immagini no, questo è un momento ancora, la circonvallazione, vedete che flusso ininterrotto, diciamo, da questa parte sul lato sinistro, sul lato destro pure, c'è una bella coda, però diciamo un po' meno. La giornata non è splendida, mi pare, vediamo un po' adesso, tra poco, intanto, vedete, l'Etna è magnifico come sempre, la neve si è sporcata di grigio, però il cielo è un po' nuvoloso, non è quello classico delle cartoline che abbiamo mostrato in diretta altre volte. Andiamo a vedere la zona di Taormina, si vede ancora una coda di neve sul lato destro, mare calmo, splendida questa cartolina, bellissima. Va bene, facciamo una pausa e poi dopo di nuovo Luca con i quotidiani nazionali, ci saranno un sacco di notizie anche per il Medio Oriente e la guerra del Golfo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, quotidiani nazionali con Luca Giliberti. Grazie Michele, allora cominciamo la lettura ovviamente dei quotidiani nazionali che si concentrano ovviamente, così come è normale che sia, sul nuovo conflitto nella zona del Golfo, con una guerra diciamo che, come titola il Corriere della Sera, principale quotidiano iraniano, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, la guerra si sta allargando. Perché? Nuovi raid israeliani e statunitensi, missili nell'area di Gerusalemme,
già 9 le vittime proprio in quell'area. In Kuwait, prime perdite americane, il presidente americano Donald Trump dopo l'attacco adesso vuole parlare con Teheran, o meglio l'Iran ha chiesto di parlare secondo quello che racconta appunto Donald Trump, e io ho accettato, diciamo, ecco il tema. Cosa fa l'Europa? Parigi, Berlino e Londra pronti a difenderci, e qui poi c'è tutto il tema, diciamo, di chi sapeva in anticipo o no di questo attacco. Ricordiamo che il nostro ministro della difesa era in vacanza a Dubai, quindi era evidente che il nostro Stato non sapesse, diciamo, di questo imminente attacco. Tutti gli approfondimenti ovviamente in pagina su chi gestirà questo nuovo corso in Iran, chi seguirà la diplomazia e cosa succederà dal punto di vista dell'economia globale, viene tutto approfondito all'interno del giornale. Sottolineo oggi, lo abbiamo fatto anche ieri, diciamo, all'indomani dell'attacco, diciamo, gli editoriali, diciamo, le riflessioni sui principali quotidiani. Oggi c'è uno molto condivisibile firmato da Antonio Polito, che dice che stiamo assistendo attoniti e impotenti a un'altra guerra in un mondo furioso, questo è il titolo. Il grado di estraneità dell'Europa dal grande gioco che sta cambiando gli equilibri mondiali è testimoniato dalla sorpresa, vedete, che ha colto il ministro della difesa e il questore di Roma anche, che erano in viaggio a Dubai proprio mentre il conflitto scoppiava. I nostri sentimenti sono divisi, da un lato c'è l'amara e allarmata constatazione che il mondo è sempre più regolato dalla forza, la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e la sovranità nazionale ormai è poco più di un simulacro se non è protetta da un'adeguata forza militare. Questo è il capovolgimento della stessa ragione d'essere del progetto europeo, quindi su questo bisogna riflettere secondo Antonio Polito. Vediamo altri quotidiani, la Repubblica, anche qui la guerra che si espande, guerra senza confini, Khamenei è morto, c'era stato addirittura, si era ritornati, prima la notizia diciamo del dubbio sulla sua morte, poi Trump che diceva ho visto la foto, è morto, poi in serata ieri addirittura nuovi dubbi sulla morte del leader iraniano, adesso insomma arriva la certezza, l'Iran promette vendetta, missili e morti in Israele e nei paesi del Golfo. Altri raid su Teheran, colpito un ospedale, che poi la guerra non è mai intelligente e non è mai diciamo, precisa e chirurgica come qualcuno ci vuole fare credere. La scuola qualche giorno fa, ieri un ospedale, insomma i morti sono soprattutto poi anche le vittime innocenti. Parlerò con i nuovi leader, dice Cina e Russia contro gli Stati Uniti, quindi anche qui vedete le superpotenze si schierano in qualche modo perché il conflitto non serve a nessuno degli attori che non è in campo, pronti tutti ad azioni difensive. L'accusa politica al ministro della difesa Guido Crosetto dal Movimento 5 Stelle, che viene intervistato da Repubblica, dice io a Dubai non era prevista questa accelerazione, ma il Movimento 5 Stelle attraverso le parole del Presidente Conte chiede le dimissioni proprio perché appunto il Ministro della Difesa non poteva non essere al corrente di quello che stesse succedendo. Questo è il racconto di Repubblica di oggi, poi ovviamente tanti approfondimenti in pagina. Vediamo La Stampa, la vendetta degli Ayatollah, perché anche qui diciamo, la risposta agli attacchi furiosi di Stati Uniti e Israele. Comunque vada, scrive nel commento di fondo di oggi sulla Stampa Natalie Tocci, sarà un insuccesso. Bel titolo, riprendendo anche non banalmente le parole di un co-conduttore del festival di qualche anno fa, proprio mettendo insieme anche i momenti di questo conflitto. Stati Uniti e Israele attaccano con l'obiettivo di cambiare il regime, in poche ore la guerra decapita la Repubblica Islamica, uccidono al-Khamenei, ma nonostante questo apparente successo di aggressione, gli scenari per l'Iran, il mondo medio orientale e gli stessi Stati Uniti sono foschi, contrariamente a quanto dichiarato dal presidente Trump. È noto che Trump non avesse obliterato il programma nucleare di Teheran, come da lui affermato, dopo l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti.
nell'estate scorsa, ciò nonostante l'Agenzia internazionale per l'atomica non aveva rilevato una ripresa dell'arricchimento dell'uranio né un programma nucleare militare. Lo stesso Trump, seguito dal primo ministro israeliano Netanyahu, ha poi lasciato intendere che l'obiettivo questa volta era diverso, non più la distruzione del programma nucleare, ma un cambio di regime, esortando il popolo iraniano a insorgere. Il tema è tutto qui, perché appunto il possesso dell'atomica da parte dell'Iran dava fastidio, e questa è l'interpretazione, diciamo, di tutti gli analisti politici, soprattutto a Israele, che è quello che vuole controllare, insomma, tutta la zona medio orientale. Andiamo a vedere un po' di approfondimenti in pagina, giusto per capire. Intanto dove siamo? Eccolo qua, il Golfo. Missili iraniani sui paesi arabi. Qui ci sono le cartine che ci fanno capire bene che cosa sta succedendo e anche quali sono i punti strategici di questo conflitto. Quindi le mosse di Bin Salman non è escluso l'uso della forza. Gli ayatollah vogliono destabilizzare le monarchie sunnite vicino agli Stati Uniti. Oltre 1500 i vettori lanciati dalla Repubblica Islamica per spingere i vicini a chiedere agli Stati Uniti la fine della guerra, colpiti 3 mercantili nello stretto di Hormuz. Allora, vediamo qui, questa è diciamo, la zona del Medio Oriente, qui in basso nella cartina in secondo piano, quindi questa cartina qua. Qui nello specifico e nel particolare la zona del conflitto. Siamo nel Golfo Persico, l'Iran ovviamente colorato in rosa, tutti i paesi coinvolti nel Golfo Persico, eccoli qua, Kuwait. Sono tutti filo occidentali questi qua, sono esatto, sunniti. tutti filo occidentali, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati, insomma sono tutti qui. E poi eccolo qui, questo è il punto nodale, lo sottolineiamo anche in rosso, perché questo è lo stretto di Hormuz, da dove passano tutte le petroliere, tutti i carichi di greggio diretti ovviamente in tutto il mondo, ma soprattutto in Occidente. Bloccare questo stretto, e in questo momento diciamo, si fa fatica proprio perché dall'Iran vengono colpiti appunto gli obiettivi della costa opposta, si fa fatica anche a far transitare le navi. Nello specifico, vedete qua, eccoli qua, tutti i paesi, qui si vede meglio nella cartina in secondo piano, che cosa sta succedendo. E poi, siccome passano da qui tutti gli aerei, tutti gli spostamenti, perché è un punto nodale anche di trasporto tra Occidente e Oriente nel mondo, caos nei cieli, 5.000 voli annullati, sottolineiamolo con un altro evidenziatore, 5.000 voli annullati, per la normalità ci vorranno giorni, oltre 1 milione di passeggeri a terra, gli Emirati pagano vitto e alloggio. Quindi guardate qui le compagnie come sono state colpite dai voli cancellati, prima di tutto Emirates, poi Qatar Airways, Fly Dubai, Etihad, Indigo, insomma guardate, questo è quello che sta succedendo in questa parte di mondo in appena 48 ore e qui ovviamente c'è da riflettere. Quindi questo è diciamo, la zona del conflitto. Andiamo a vedere invece, eccolo qua, le petroliere ferme. Abbiamo parlato di voli paralizzati, ma ci sono anche le petroliere ferme. L'ansia delle imprese, lo stretto di Hormuz chiuso, colpite 2 navi, l'incognita dei mercati, gli esperti di categoria dicono catene di approvvigionamento a rischio. E il rialzo del greggio però già è reale, perché ovviamente meno navi ci sono, meno greggio arriva, più costa, e quindi la legge di mercato è evidente e chiara, e qui siamo sulla stampa. Dicono il rialzo del greggio sarà passeggero, Stati Uniti e Cina hanno accumulato riserve, questo è il vicepresidente di SP, ma insomma il tema è che sicuramente già molti paesi dell'Occidente pagheranno un rialzo del greggio quasi al doppio. Velocemente vi faccio vedere anche cosa succederà, qual è la linea di successione, chi sono, come titola la stampa, i nuovi signori di Teheran, perché con questi bisognerà sedersi e discutere di un nuovo regime. Presto una guida suprema al posto di Al-Khamenei, ma il potere cambia pelle, un direttorio con i falchi laici come l'Ariani e l'inquisitore Eyei, gli ultra Pasdaran. Quindi insomma qui ricordiamo che ovviamente per noi occidentali è difficile e complicato comprendere le tradizioni del mondo arabo, in questo caso di questo paese dove per anni, per decenni si è vissuto in un regime
è totalitario davvero, quindi insomma anche per i cittadini abbiamo visto i festeggiamenti diciamo, all'indomani dell'attacco. Sì. Vediamo come titolano gli altri quotidiani velocemente, così vediamo anche le altre prime pagine. Questi sono il gruppo quotidiano nazionale, il resto del Carlino su tutti, di Capitale del Regime, mari e cieli, il Golfo nel caos, e qui ci sono le immagini ovviamente che troviamo su tutti i quotidiani. Il Messaggero, quotidiano di Roma, il conflitto si allarga, e poi questo è, guardate, questo è veramente esaustiva come fotonotizia. Il titolo è L'ingorgo, perché gli aeroporti strategici per l'Europa sono fermi e il mercato del petrolio, vedete, torna a quota 100. Da inizio gennaio le tensioni geopolitiche hanno spinto il costo appunto del greggio a prezzi che non si vedevano da tempo. E qui ci sono tutte le analisi ovviamente economiche e politiche. Parla Romano Prodi sul quotidiano Il Messaggero, ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Commissione Europea. Soffre l'economia, ma di più la politica, perché appunto Romano Prodi in questo suo fondo sul Messaggero dice manca come dire, la spinta, la lungimiranza della politica che in questo momento dovrebbe gestire questa fase. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici come raccontano. Il Giornale accusa, come sempre, la riporta nei confini della politica nazionale, e accusa il PD e la sinistra. Elly Schlein, vedova dell'Ayatollah, quindi insomma un'accusa abbastanza pesante dalla parte sbagliata. Iraniani in piazza per ringraziare chi li ha liberati da Khamenei, italiani minacciati dai missili di Pasdaran nel Golfo, ma la segretaria Dem attacca Trump e il governo. Quindi secondo il Giornale diciamo, non avrebbe dovuto prendere posizione, comunque ha sbagliato la posizione da prendere. Un mese per battere il terrore. Dice appunto Trump che diciamo, non l'abbiamo visto diciamo, nei titoli, ma ha detto Donald Trump, per riportare la calma serviranno almeno 4 settimane, quindi un mese per battere il terrore. Non pone limiti di tempo, Trump? Sì, ha dato diciamo, questa indicazione. Ecco, vedete, l'operazione durerà al massimo 4 settimane, pronta a parlare con i nuovi leader, però insomma sappiamo com'è finita in altri scenari diciamo, di guerra. Andiamo a vedere invece ancora Libero, abbiamo visto il Giornale Libero, tutti i quotidiani centrodestra che attaccano praticamente il PD e la sinistra, il grido di dolore del campo largo, le vedove di Khamenei, e qui ci sono Conte, Fratoianni, la Schlein, Bonelli, proteste, Movimento 5 Stelle e PD contro il governo, accusato di non aver fermato l'attacco degli Stati Uniti e l'Iran. Londra, Parigi, Berlino si preparano a entrare in guerra, giallo sulla morte di Ahmadinejad, l'ex presidente. Su questo volevo dire una cosa, che effettivamente è stato bombardato con un drone, però la base inglese di Cipro stanotte. Quindi la Gran Bretagna in qualche modo ha detto risponderemo. E poi avevo visto, ma non trovo riscontri, di una portaerei francese che si avvicinerebbe nell'area del Golfo. Questo è per quanto riguarda quel sommario che fa Libero, dove dice Londra, Parigi e Berlino si preparano. Insomma, queste due cose mi sembra siano accertate. Allora adesso le vediamo anche negli ultimi aggiornamenti del sito dell'ANSA. Il Fatto Quotidiano, che appunto ha quest'occhio sempre sulla giustizia, sui servizi, diceva, guardate come titola: guerra all'Iran, dopo la scuola, Stati Uniti e Israele colpiscono un ospedale e la TV. I servizi, gli amici Trump e Bibi non hanno avvertito Italia e Regno Unito. Quindi insomma anche qui si punta diciamo, al fatto che questa sia una guerra personale, cioè di due stati contro un nemico, piuttosto che una guerra globale. In questo caso, ma lo diventa. E poi, eccolo qua, La Verità, arriva il conto della guerra. Israele, il conto della guerra, perché lo spieghiamo nei titoli e nei sommari. Il conto della guerra ovviamente è riferito al greggio, al petrolio, ai voli cancellati, insomma tutta l'economia che gira su questo conflitto. Israele attacca ancora, Teheran reagisce, ansia globale per la chiusura dello stretto di Hormuz. I Pasdaran dicono di aver colpito 3 petroliere, ogni calo dell'offerta fa salire i prezzi del greggio 4 volte tanto. Allarme gas per l'Italia.
l'Italia, il Qatar ci dà il 25% di GNL, aumenti in vista, impatto sull'export verso i paesi del Golfo. E questa Grazie Luca, ci è l'ultima ritroveremo notizia. più tardi per altre spigolature dei quotidiani. Noi alleggeriremo fra pochissimo con Sanremo, avremo un esperto che ci spiegherà un po' meglio com'è andata. Intanto facciamo una breve pausa e vi auguriamo ancora buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, nostro primo ospite Salvatore Greco, esperto musicale, ricercatore, grazie e benvenuto. Allora, giusta la vittoria di Saldavinci a Sanremo? Vabbè, quando viene premiato qualcuno sicuramente dietro c'è la sua giustezza in un certo senso. E sicuramente questa vittoria ci porta tante informazioni, ci porta che la musica vuole essere sempre più ripetitiva e sempre più strutturata in uno studio di registrazione piuttosto che esca fuori dall'animo, dalla creazione, da un tecnica, molto più tecnica. Se poi sentiamo Saldavinci e sentiamo il repertorio Saldavinci che parte dal neomelodico, lo sentiamo abbastanza simile. Questa orecchiabilità che poi è quella che ci porta a confrontarsi oggi con il telefonino, sentire, cercare di essere tanti Saldavinci. Oh, ma poi ci sono quelli della cinquina, top 5 della superfinale, sono Safe, si pronuncia così? Safe, io lo so, penso di sì, lui ha detto sì in Lui diretta. ha detto Safe, sì. Safe. Tu mi piaci, Dito nella piaga, che è il brano che risulta in questo momento più suonato dalle radio, più messo dalle radio. Poi c'è Fuori dal podio, ma dentro i primi 5, Arisa, con Magica Favola, e il duo Fedez e Marco Masini. Che ne pensa? Vabbè, io personalmente ho votato per Arisa, per la poesia e per la capacità interpretativa di Arisa, per la bellezza del brano che segue, è un racconto, una poesia. Saif è molto carino, anche lui un po' ripetitivo, una nuova proposta, dolcissimo, che ha portato la madre in palcoscenico e ha condiviso questo amore. E Dito la piaga secondo me è la vera rivelazione. Oh, ecco, questo è interessante. Perché? Sì. Perché c'è grande passione, grande gavetta, grande pulizia anche di pensiero, non c'è una costruzione, non c'è, io credo, nel brano di Dito nella piaga c'è veramente spontaneità. E c'è la musica nel falò che poi scaturisce in un brano commerciale. E poi anche l'orchestrazione è bella, l'arrangiamento è molto bello, è molto differente. Io credo che Dito nella piaga, in un certo senso, tolto, diciamo, l'effetto Sanremo, avrà una sua bella risposta. Infatti già subito ho sentito stamattina, dicevano che è il più ascoltato nella radio. Altri che le sono piaciuti, magari che non sono in questi 5? Ma io ho visto una cosa interessantissima, Fulminacci ha un target molto femminile, praticamente ha delle corde, io faccio il DJ da tanti anni, e sento proprio la musica, mi piace approfondire quello che l'ascolto, capire dentro la musica qual è l'orecchio fotografico, qual è il sound che ha generato questo consenso. E da subito mi sono reso conto che Fulminacci è la canzone in cui secondo me oggi il pubblico femminile ci specchia, probabilmente sull'aspetto sonorità. Ora non so bene come... Ma cosa dice lui? Perché le donne sono attratte da guardi, questo brano? l'attrazione io diciamo, nella mia ricerca credo che il sound, cioè la composizione, com'è che Gino Paoli era a Capodorlando quando ha scritto Sassi, era sulla spiaggia, a un certo punto era con la sua compagna, vede questi sassi, peraltro a quel periodo Gino Paoli frequentava molto la Sicilia, e a un certo punto gli è venuta l'ispirazione, è andato a cercare un pezzo di carta e ha scritto Sassi. Ecco, io credo che lì sta il quid creativo, poi viene riportato negli anni. Quindi, nella musica. malgrado la tecnologia che diceva prima... E questo, infatti, ci sono supporti in cui cioè apporti creativi della musica che si elaborano in studio.
E questo è... e fa parte del nostro tempo. È un'operazione di marketing, è una merendina. Di merendine ce ne sono tante. La torta invece, quella fatta dalla mamma o dal bravo pasticcere, è un'altra storia, perché viene composta, e quindi fulminacci come Arisa, ma anche di Torre Piaga, sono torte fatte dalla mamma. Ritengo che con tutta la simpatia, l'allegria di Sal da Vinci si avvicina molto alla merendina. Però Fulminacci infatti ha vinto il premio della critica Mia Martini, esatto, non a caso, infatti, non a caso. A conferma di quello che lei dice. Mentre il premio Sala Stampa Lucio Dalla ha preso Serena Brancale. Serena Brancale ha fatto un'operazione molto molto interessante. Serena Brancale è un'artista giovanissima. Chi si ricorda la sua interpretazione della famosa canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara, lei ha iniziato così, in questa maniera. Poi cosa succede? Che nel tempo ha tirato fuori un aspetto interessante, che Baccalà, che l'ha riportato 2 anni fa, come dire, nel mood generale. Oggi lei ha voluto fare una operazione che secondo me non è andata completamente a buon fine, a buon esito, perché ha fatto una canzone molto passionale, ma poi alla fine l'ha recitata. Ecco. Se lei, forse voi sapete che il vestito che indossava è della mamma, che non c'è più durante la finale. Lei si doveva lasciare andare, secondo me, perché l'artista, io credo che bisogna lasciarsi andare, perché la vera produzione è quando noi ci lasciamo andare. Ma anche nel testo, per esempio, il testo migliore è stato considerato quello di Fedez e Marco Masini. Che su questo io non mi esprimo. Perché? Perché secondo me non mi esprimo, perché entrerei in ambiti che possono essere personali, non... Lì c'è una accoppiata che secondo me non la convince. Non mi convince assolutamente, anche perché ci sono dei toni diversi, su questo proprio vorrei proprio non esprimermi, perché veramente lo sto studiando, ma è una situazione che fa buchi da tutte le parti, secondo me. Alla prossima ne riparliamo. Fuori dal coro e fuori dal festival, però parliamo di un siciliano, almeno dietro la maschera, Tony Pitoni. Io lo trovo delizioso. Allora, ecco la passione che le dicevo poco fa. Tony Pitone è come grandissimi outsider, perché quanti outsider ci sono? Tantissimi. Era così, no? Esatto. Cercano una strada, vengono, come dire, respinti da questa strada, ma tirano dritto. E questa è la cosa fondamentale. Tiro dritto anche con delle difficoltà anche, diciamo, di temi, di testi che sono abbastanza audaci nel caso di Tony Pitone, ma dentro questa audacità, se mi è consentito il termine, c'è una poesia. E la poesia vince sempre. Bellissimo questo, che c'è la poesia. Io veramente mi ricordavo... No, c'è sempre la poesia. La verità funziona solo se c'è poesia, perché poi, con tutto il rispetto, ripeto, con Sal da Vinci, si sgretola. Questa specie di successo si sgretola. Sapore di sale, non si sgretolerà mai. Questa è la sua grande previsione. L'ultima domanda. De Martino, ok? Oggi leggevo un articolo stamattina di un commentatore giornalista che diceva durante la conferenza stampa: perché non Elisa e perché De Martino? Signori, la logica del potere è da tutte le parti, la logica della struttura marche, delle merendine, vince sull'intraprendenza, perché... Allora questa era la penultima. L'ultima è: Aldo Grasso ha detto è stato un festival impiegatizio, come al solito, cattivissimo, e invece ci sono quelli che dicono ma no, è il classico nazionale popolare, è sempre stato così dai tempi di Baudo, eccetera. Il Festival di Sanremo è, secondo me, un elemento importantissimo per l'Italia, perché ci fa una cartolina dello stato emotivo. Oltre alla tecnica, che è straordinaria, perché se vediamo le riprese, se vediamo tutto, è veramente uno spettacolo imponente proprio. Le posso dire che
il Festival di Sanremo, se non ci fossero state la serata delle cover, sarebbe stato vuoto, impiegatizio, come diceva Calogero. Ma con la serata delle cover, in cui noi ci mettiamo a confronto con la storia della canzone italiana, lì diventa veramente uno spettacolo. Grazie davvero a Salvatore Greco. Grazie a lei. Abbiamo capito un po' meglio che cosa abbiamo visto in questi giorni, abbiamo fatto anche molto tardi, abbiamo dormito poco e magari ci gli ascolti così, però intanto l'anno prossimo aspettiamo De Martino. Facciamo una breve pausa e poi... No, è il momento del meteo, scusi. Se vuole sapere che tempo fa, come tutti i nostri ascoltatori lunedì mattina, diamo un'occhiata. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana soleggiato al sud e sulle due isole maggiori, un po' di instabilità al centro-nord per il passaggio di una blanda perturbazione. In dettaglio in Sicilia situazione stabile ed assolata per la giornata di lunedì con venti deboli e mari calmi o poco mossi. Contesto climatico tutto sommato piacevole con temperature che raggiungeranno anche i 16-18 gradi. Dando poi un accenno alla situazione attesa per la giornata di martedì in Sicilia, sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista. Si segnala solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Ventilazione debole con mari in prevalenza calmi e temperature massime in aumento con anche punte fin verso i 20 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. In Sicilia due ospiti graditissime, Claudia Cosentino, architetto, manager culturale Isola Catania, e Laura Cicola, direttore dell'Archivio di Stato di Catania. Parliamo di Catania, capitale della cultura, si deciderà fra poco meno di un mese, il 27 marzo a Roma, c'è una bella gara, ci sono 22 concorrenti, perché Catania vincerà? Catania vincerà perché si è preparata nel miglior modo possibile, coinvolgendo diciamo, tutte le organizzazioni che lavorano quotidianamente per costruire un futuro, e poi vincerà anche perché ha una governance veramente forte e strutturata, quindi abbiamo tutti i numeri per farcela. Laura, lei che dice? Beh, no, sicuramente la partecipazione è stata veramente molteplice da tanti punti di vista, sia dal privato ma anche dalle associazioni, dal pubblico ovviamente. Io rappresento l'Archivio di Stato, che è una delle maggiori istituzioni culturali presenti nel territorio, e abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto di prepararci per il 2028. Le rivali non vi intimoriscono? Vado da Ancona a Fiesole, persino Gioia Tauro, che ne parlano spesso purtroppo, con tutta la simpatia e l'affetto per i calabresi, ne parlano, dicono il porto, qua e là, invece è nella finale, diciamo. E poi Vieste, che è un posto bellissimo. Non temete questi avversari? Tutte sono arrivate, diciamo, fino alla fase finale. Gli avversari ci sono, ovviamente giocheranno anche loro le loro carte sicuramente, ma il progetto è stato ben studiato per Catania. Ecco, che cosa si è fatto per prepararlo? Cioè, oltre al fatto di dire Catania, eccola qua, guardatevela, e vedete che ha istituzioni culturali da sempre, il Teatro Massimo Bellini, le librerie, le biblioteche, i teatri. Però che cosa... Forse la forza di questo progetto, di cui è responsabile sicuramente il Comune, noi siamo dei rappresentanti, diciamo, delle voci all'interno di questo progetto corale, la forza è anche non solo nel presentare un'offerta per il 2028, ma per guardare oltre, cioè la forza è quello di mirare al 2038, quindi con un piano di monitoraggio e di crescita collettiva che deve essere appunto concertato, seguito, studiato, e che guarda oltre quello che è l'anno del
della capitale italiana della cultura. E infatti il comune hanno creato un pacco così, è un dossier di, come si dice, dossier, insomma, un librone. Questo è l'esito finale. Hanno contribuito oltre 100 realtà, queste 100 realtà, istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca e impresa, hanno un lavoro importante. Anche del terzo settore, tanto, infatti è quello che dicevamo prima, e tra l'altro è stato un processo lungo che è partito dall'ascolto intanto, no? Dall'individuazione, dall'ascolto di quali sono queste realtà, poi anche dalla messa a sistema, quindi dare loro la possibilità di conoscersi ancora di più e quindi di collaborare. Per questo Laura diceva anche guardiamo oltre, noi guardiamo al 2038, cioè a quella che potrebbe essere l'eredità di questa vittoria. E anche quindi un progetto di sviluppo è vero? E questo è importante. L'occasione è anche molto, diciamo, puntuale per questo, proprio per questo elemento che sosteneva Claudia, cioè il fatto di mettere in connessione delle realtà che solitamente operano in modo autonomo o comunque sì, con un obiettivo che è quello della propria istituzione, ma senza poi correlarsi in modo puntuale o strutturato con gli altri. Questo è un punto di forza per la città. Anche tra l'altro un'occasione, esatto. Un'occasione per sviluppare progetti, per sviluppare obiettivi. Sì. Diciamo, facendo in grado di dire, comunque vada, è una grandissima occasione. Sì, anche perché l'impegno, se non sbaglio, è stato comunque quello di metterlo in campo a prescindere dalla vittoria, che poi sarà ovviamente la ciliegina sulla torta, se arrivasse. Tutti ci auguriamo, anche se lo augurano Fiorello e Parmitano, che sono i due, come dire, in qualche modo volti. Che ne pensate? No, vabbè, è stato veramente fra tutto, no? Un sostegno molto importante averlo, diciamo, dalla scienza all'astrofisica fino appunto a Fiorello, lo spettacolo, quindi veramente anche in questo caso la costruzione anche del momento di presentazione ha fatto parlare questa pluralità, no? di Catania, anche attraverso i loro volti, certo, un atto di fiducia. Fiorello lo sappiamo tutti, ma Parmitano è un personaggio straordinario. Poi la candidatura è stata discussa in sede ministeriale, quindi la sede del Ministero della Cultura è una sede molto prestigiosa, in un'occasione cadenzata e veramente spettacolare, anche per come era stata costruita tutta la presentazione. Il video di Fiorello alla fine non ce l'aspettavamo neanche noi, quindi è stata una sorpresa anche per noi partecipanti. No, non lo sapevamo, non ce l'avevano detto, è stata veramente una graditissima, emozionante, anche molto emozionante. Dicevamo che comunque è un progetto che prevede sostegno alle imprese, io lo leggo qua anche, ho tratto alcune cose da voi, sostegno alle imprese creative, al terzo settore, che sarebbe il sociale più o meno, ai giovani, rafforzamento del sistema delle biblioteche e dei musei, valorizzazione del patrimonio archivistico e documentale. Beh, stupendo, cioè un'occasione per davvero un rilancio della città, no? Ma senz'altro, cioè, io rappresento un po' la parte pubblica cioè la cultura ci come teniamo rigenerazione. a fare questo tipo di percorso, perché comunque la memoria collettiva, che è insomma un po' il patrimonio dell'archivio, se messo alla base, crediamo fortemente in questo, se messo alla base di quella che è la conoscenza delle proprie radici, messa alla base di un progetto, rafforza il progetto stesso. E noi come istituzione vogliamo aprirci a questo e coinvolgere quante più persone, ragazzi, bambini, giovani, adulti, che possano appunto interagire con noi, ma poi l'interazione col terzo settore è quella che ci dà. Da qui al 27 di marzo ci saranno altri appuntamenti o altre riunioni in cui si possa ormai avete lavorato. La presentazione sia il momento, diciamo, conclusivo. Ora la Commissione sta lavorando e entro il 27 marzo. Siete sotto la collaborazione, insomma, del direttore della cultura del comune, Paolo Di Caro, che è una personalità importante, no? Cioè, non è soltanto il vostro boss, ma ha coordinato magistralmente anche tutta la presentazione, insieme poi ovviamente alla guida di Melting Pro, PTS. Vero, quindi, sì. Perché pure questo è estremamente importante, riuscire a fare anche questo. È bello, 100 realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo dossier, che poi dossier vuol dire, ripeto, un libro, ma in realtà è come dire, lo specchio di una sì, sono dei contenuti che in realtà si mettono in bozza, ma che poi avranno la loro concretezza. Catania veramente è ricca. E questo è importante, cioè bisogna sottolinearla, è ricca di persone che lavorano costantemente. Sono istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca, imprese. Quindi è anche un'occasione per, come dire, fare squadra comune. È bellissimo. Beh, facciamo tanto in bocca al lupo
il 27 marzo noi ci saremo, naturalmente poi sentiremo Fiorello e Parmitano, spero di averli qua in studio. Perché no? Ma no, saranno con voi, saranno con voi. In bocca al lupo e viva Catania. Senza nulla togliere alle altre città siciliane che amiamo tutto. Grazie per essere state con noi. Voglio ricordare i vostri nomi, naturalmente Claudia Cosentino e Laura Cicola. Noi facciamo adesso una breve pausa e poi andiamo subito, facciamo la pubblicità, mi dicono la regia. Poi parleremo di un libro che ha un titolo apparentemente pungente, Il caos del Tafano, ma in realtà scopriremo molte cose. Buon lavoro, complimenti. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie. Eccolo qua, Il caos del Tafano, il nuovo libro di Corrado Suma, che è siracusano tra l'altro. La casa editrice è Cartago ed è un thriller filosofico, ci porta, apparentemente ci fa spaventare, parliamo di Socrate, è vero, dice mamma mia, e invece non è così. No, non è assolutamente così, è una storia che mette al centro della discussione quella che è la voglia dell'uomo di crearsi delle domande come capacità proprio di trasformarsi in qualcosa di migliore. E chi meglio di Socrate, che è stato definito l'amante delle domande. L'amante delle domande, tra l'altro quello che diceva so di non sapere, e su questo siamo d'accordo. No, però perché il Tafano? Che io me lo sono andato a guardare su internet stamattina, però diciamolo, perché il Tafano? Ma nell'Apologia di Socrate, scritta da Platone, è lo stesso Socrate, quando si difende dal processo che lo vedrà condannato a morte, che si definisce come un Tafano. Dice: è il Dio che mi ha messo accanto alla città proprio per pungolarvi nel chiedervi come migliorare. Perché e lo stesso fa il Tafano, dice, accanto a un cavallo di razza, che proprio perché è grandioso è un po' pigro e deve sempre rendersi conto che non bisogna mai fermarsi nella trasformazione. È per questo che Daniele riceve dal professor Terravecchia un incarico preciso. E dove deve andare? Niente meno a Tokyo, non in Grecia, ma a Tokyo. Sì, a Tokyo mi preme dire che i protagonisti sono 3 siciliani, sono il professore Terravecchia, che poi mi sono ispirato al professore Santi Correnti, emerito, conoscevo e stimavo. Esatto, Daniele e Luigi, ed è proprio Daniele che viene spedito a Tokyo perché probabilmente non è vero che Socrate non ha lasciato dei documenti scritti. Forse loro invece hanno trovato una traccia interpretando l'Apologia di Socrate scritta da Senofonte, non da Platone. Ecco. Hanno trovato delle tracce che addirittura portano a Tokyo. È stupendo, la globalizzazione della cultura, è fantastico. E questo significa anche che la ricerca non è quella classica che uno pensa da qua a là, ma è non lineare, è vero? È proprio così. Nel libro esistono 2 entità, che l'una è il Circolo dei Saggi e l'altro è il Comitato di Fede Trasversale, che proprio vanno l'uno accanto all'altro come motore della trasformazione dell'uomo. E anche chi pone in essere le verità rilevate, le verità assolute, è importante nel processo di trasformazione, perché se riusciamo a contemplare i momenti di stasi, probabilmente sorgono le giuste domande. C'è quel film bellissimo di come si chiama? Partenope del 2000. Esatto, c'è Orlando che a un certo punto la studentessa gli fa la domanda, ma si dà antropologia, e gli dice: professore, ma io non ho capito che cos'è l'antropologia. Allora lui gli risponde, il professore Marotta, interpretato da Orlando, gli dà la definizione e lei gli risponde: e questa è la definizione giusta, e questa è la risposta giusta? E Orlando gli risponde: questa è la risposta che lei si può permettere. Cioè, nel senso, il processo di trasformazione è fondamentale anche il momento di stasi, perché nel momento di stasi, quindi del dogma, delle verità assolute, ci consentono di formulare poi, nella fase successiva, le domande vere, altrimenti
abbiamo risposte fragili. Siamo statici, però l'antagonista di tutto questo affascinante processo che lei descriveva è proprio il comitato di fede trasversale. Ma perché? Perché chiaramente sono temi profondi, importanti, certo. C'è tutta la prima parte del libro che fa nascere tutta una serie di domande e questioni. Ecco, però a me piace la narrativa e quindi occorreva dare un pizzico di fantasia al libro, e quindi attraverso la narrazione ho creato dei personaggi e delle avventure verosimili, reali, poi è il lettore che deve dare struttura al percorso, e Daniele avrà la vita in pericolo, lui, i suoi amici, andrà a lottare contro delle blatte velenose. Quindi anche un giallo. Sì, noir, ha dei tratti noir. Ha dei tratti noir. Noir, cioè perché noir? Proprio per questo motivo, innanzitutto per dare fantasia, ma poi perché ho, come si dice, esorcizzato alcune mie paure rispetto a determinati temi. Ecco. Ma a proposito di paure, qua siamo in una fase in cui, come dire, con la guerra un po' tutti stiamo col fiato, non dico sospeso, ma quasi. Ecco, ma una ricerca di questo tipo, filosofica, perché è necessaria? È necessario per quello che ci dicevamo prima, è necessaria perché la filosofia consente di trasformare, come diceva Socrate, l'uomo in qualcosa di migliore, in qualcosa di buono, in qualcosa di bello. E allora questo ci consente di astrarci da quella che è la realtà quotidiana, di regalarci dei momenti dove possiamo diventare qualcosa di nuovo. E ha trovato documenti, lei ha trovato carte oppure è solo Daniele che va a Tokyo e le trova? Allora, chiaramente bisogna leggere il romanzo, però è chiaro che quello è un modo per rendere fruibile a tutti temi profondi. Ma è vero che è anche una lettura alternativa? È una lettura alternativa, sì, certo che è una lettura alternativa. Ma perché alternativa? Perché ha un doppio volto questo libro, infatti bisogna vedere chi lo legge. C'è chi stima moltissimo le prime 50 pagine e chi invece considera banali la pagina della narrativa, dove sono quelli filosofi. Esatto. Però al contrario può succedere che invece trovano pesante le prime 50 pagine e invece fruibili E questa è anche la bellezza della nostra libertà. Volevo fare un riferimento, ecco, grazie, ringrazio la regia, a questa bellissima copertina. Parliamone un attimo, perché l'occhio è l'occhio come lo facevano gli egizi una volta, no? Sì. Chi l'ha fatta questa copertina? Allora, quella è una copertina, l'ha fatta mia figlia Lucilla. Ecco perché. L'ha fatta mia figlia Lucilla e le dico come è nata quella giovane, copertina. è una ragazza? Sì, studia lettere, sì. E lei era al lavoro, perché in estate ha fatto l'animatrice in dei villaggi turistici e noi dovevamo scegliere la copertina. E io ho studiato, perché chiaramente stavo studiando, nella sua scrivania. E ho trovato tutti i disegni, lei da pezzo del suo muro, tutto pieno di questi disegni. E mi ha colpito, dovevo decidere la copertina, mi ha colpito anche perché, veda, c'è il cuore che rappresenta che rappresenta il sentimento, la logos, il numero. E allora l'ho chiamata, perché chiaramente all'editore è piaciuto, però mi ha detto: guarda, dobbiamo essere sicuri che l'ha fatta Lucilla. E l'ho chiamata e gli ho detto: papà, ma non hai capito, sono io stilizzata. Mio figlio ha gli occhi azzurri, sono io stilizzata, stai sicuro? E questo è coerente col caos del Tafaro, Suma? Allora, è coerente, sì, perché il caos deriva dal greco, però traslittato in latino si aggiunge l'H, che significa voragine, vuoto, e ognuno di noi questo vuoto lo riempie a suo modo. Mia figlia l'ha riempito così. Che bello.
Bellissimo. Grazie a Corrado Suma, autore del Caos del Tafano, editore Cartago Edizioni, come vedete in copertina. La presenterai in questi giorni? Sì, l'abbiamo presentato venerdì scorso alla Feltrinelli e ora Feltrinelli di Catania, Feltrinelli di Catania in via persa. Etnea, e ora invece nella libreria Neapolis di Siracusa, insieme all'avvocato Amoddio Sofia e al professore Salvo Adorno di storia contemporanea dell'Università di Studio di Catania. Che giorno hai detto Siracusa? Venerdì questo venerdì. Grazie ancora a Corrado Suma, grazie per averci aiutato a liberarci dal caos, ma non dal Tafano, perché il Tafano è importante, ci deve pungolare per riflettere. Grazie davvero, complimenti, in bocca al lupo per il suo lavoro. Adesso guarda un po', facciamo una bella sigla e ci occupiamo di oroscopo, anche lì sarà un bel caos. Grazie ancora. Buon lavoro. Allora adesso vediamo se c'è il nostro Marco Amato. Marco, ci sei? Come no? Lo vedo in tutto il suo splendore. Io ci sono, buongiorno. Buongiorno. Allora, che mi racconti? Oggi parliamo del caos del Tafano. Allora, buongiorno Michele, buon inizio settimana. Mi sento pianissimo, quindi vado un po' a braccio. Ecco. Allora, dunque oggi vi racconto degli exit poll di Sanremo, visto che ancora una volta ho indovinato, ma sono stato più bravo questa volta con Sanremo Giovani, perché avevo detto Toro o Mercuriale, quindi Gemelli o Vergine, e Niccolò Filippucci vince per Gemelli, Angelica Bove per Toro. Quindi a posto. Avevo dato come riserva anche un Ariete originale e un Acquario in quanto tale. Beh, Salda Vinci vince questo Festival di Sanremo, è un Ariete decisamente importantissimo e schiacciante questa vittoria, perché riassume un po' quello che è il senso della trasmigrazione di Saturno e Nettuno, due pianeti importantissimi nel suo segno zodiacale. Avevo parlato di una nuova governance in questo momento celeste per i segni zodiacali, per cui Ariete, Leone e Sagittario decisamente comandano un po' di più. Non mi aspettavo vincesse proprio il Festival di Sanremo, ma decisamente è anche facile aspettarselo, perché è un piacione, una persona molto seguita, per cui se metti un campione di Spotify in competizione è chiaro che comunque in termini di votazioni vince assolutamente. Complimenti comunque a Salda Vinci per una canzone che ci riporta un po' alla naturalità e alla schiettezza dell'amore. In tutto ciò, oggi la luna zodiacale è una luna in Leone, quindi privilegia i segni di fuoco anch'esso, per cui tutto bene per Ariete, che gongola appunto di tanti successi e che progetta degli ambiziosi fini a cui arrivare con molta perizia. Il Toro ora è finalmente convinto, il Toro, di essere più capace di stare bene, proprio perché anche Marte non pungola più, non è più nemico, si è trasferito in Pesci, per cui bene per il Toro. Gemelli, un po' di confusione per voi ancora, proprio perché Marte si aggiunge alla compagine dei pianeti in Pesci, che vi destabilizza un po'. Cancro, per voi la Luna oggi disegna delle ambizioni notevoli, soprattutto in termini economici, anche se siete più romantici dello zodiaco, a volte anche voi avete bisogno di fare i conti alla mano. Leone, per voi una giornata importante in cui vi fa riabbracciare qualcosa che credevate perduto, persone che non vedevate da tempo. Quindi vi rendete un po' conto meglio della vostra romanticità affettiva. Vergine, per voi è una giornata un po' particolare, inizia un periodo alle prese con tanti affari da gestire. Marte entra in opposizione in Pesci, per cui cari Vergini siete sempre molto ordinati e molto metodici, ma Marte vi obbligherà a fare più in fretta. Bilancia, per voi Venere è un pochino distante, oggi rassegnati un pochino a perdere alcuni collaborazioni che non vi servono più. Scorpione, per voi è ottimo, Marte torna in Trigono, quindi passione.
Sagittario, per voi Marte diventa un problema proprio perché vi sentite limitati nel modo di fare, ma non preoccupatevi perché comunque la stabilità che vi assicurano Saturno e Nettuno vi permetteranno di completare tutto. Capricorno, ora che Venere sta quasi raggiungendo Saturno, vi siete un po' più addolciti, sempre un po' pretenziosi con l'ansia da prestazione al lavoro, ma l'amore finalmente vi ha fatto propri. Acquario, Plutone dialoga benissimo con Saturno e Nettuno. C'è un problema al collegamento, mi pare. Tra pesci, protagonisti dello zodiaco, Marte entra nei vostri gradi e si aggiunge alla compagine di Venere, Sole e Mercurio. Non potete perdere, quindi cari pesci, forza e avanti tutta. E detto questo, auguro a tutti uno splendido inizio settimana e una buona giornata. Ciao Michele, buongiorno Ciao Sicilia. Marco, grazie, buongiorno a te, buona settimana. Luca, allora, un'occhiatina ancora ai quotidiani. Sì, un'occhiatina ai quotidiani, oggi insomma tante notizie che abbiamo tralasciato ovviamente per parlare del conflitto, però velocemente ti faccio vedere un paio di titoli. C'è una nuova polemica sul referendum sulla giustizia dopo Gratteri, arriva Di Matteo che dai mafiosi sì al referendum, quindi nuove frasi che ovviamente faranno e fanno già discutere e diventano polemica. Diciamo, il magistrato sto con Gratteri, il centrodestra dice è un delirio, Conte accusa, la riforma attua il piano Gelli, perché questo era un articolo uscito sul Fatto Quotidiano di ieri. Questo per quanto riguarda il referendum giustizia. Poi andiamo a vedere, è bellissimo il titolo della Stampa, perché diciamo, con Sanremo, visto che oggi avete parlato anche di Sanremo, insomma Sanremo è finito tardissimo, quindi i giornali non hanno avuto modo di titolare il vincitore, si sono fermati insomma al cambio della guardia, Carlo Conti e De Martino. Poi ci sono i titoli però, e questo è il titolo più bello secondo me della Stampa, il codice da Vinci. Codice da Vinci, bello. Il codice da Vinci è molto bello. Tra l'altro la Stampa mette poi tra i giornalisti a Sanremo un giornalista che non c'entra niente con la musica, con il racconto quotidiano della musica, ed è appunto in questo caso Alberto Mattioli, che è una firma eccellente della Stampa, che dice elite contro la massa, il balzo indietro di 2 secoli e il racconto insomma del Sanremo di quest'anno. Quindi insomma, siccome si è parlato molto del cantante nazional popolare Sal Da Vinci che ha vinto, insomma anche qui siamo stati messi diciamo, a confronto questi due aspetti. Poi ultima notizia che è un po' più seria, ma diciamo, è questa qui. Lo smartphone è come la cocaina, ci si rivolge all'intelligenza artificiale e non allo psicologo, quindi la nuova droga diciamo, che si è ormai diffusa, soprattutto pericolosamente tra i giovanissimi, è il telefonino, lo smartphone. Lo usiamo per ore senza rifletterci, ma ci rende ansiosi, depressi e irosi. Dovremmo riflettere un po' di più su questo tema. Giusto Luca, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguriamo ancora buona giornata e buongiorno Sicilia, ci rivediamo alle 13:30 e la nostra rubrica torna domani con altri colleghi. Buongiorno Sicilia!